Alla vigilia della partita, mister Di Carlo ha messo le mani avanti e ha detto il Chievo ha 2 risultati sul 3, solo la vittoria invece per il Siena che arriva da 7 partite, solamente 1 punto per la squadra di Malesani. Il Chievo parte subito forte, al secondo minuto c'è un bel assist di Bogdani per Pinzi, il tiro ben contratto da Curci, ottima l'occasione per il centrocampista del Chievo Verona. Ancora il Chievo che ci prova, al 27esimo c'è Luciano sulla destra, prova un cross che in realtà diventa quasi un tiro, Curci sembra però esserci la palla che si spegne sul fondo, nulla di fatto per il Chievo. Allora al 37esimo il Siena prova a combinare qualcosa di importante, è Reginaldo il più attivo per la squadra bianconera, ben contratto però da Sorrentino, buona la prestazione del brasiliano. E ancora il Siena al 39esimo c'è la palla in mezzo, attenzione Yepes che rischia l'autogol con il pallone che finisce sul palo, lo sconforto di Malesani, rivediamo qua il pericolo incredibile per la retroguardia del Chievo con Yepes che sbatte il pallone sul palo, ma nulla di fatto. Siamo al secondo tempo, al primo minuto Calaiò fa partire un sinistro parato da Sorrentino in calcio d'angolo, una botta insidiosa per l'attaccante del Siena, oggi schierato come unica punta. Al 17esimo ci prova Granoce, il tiro, la parata di Curci in 2 tempi con le unghie riesce a strappare questo pallone che stava per entrare in porta. Al 22esimo ancora Calaiò si mangia un'occasione clamorosa, solo davanti a Sorrentino non riesce a fare altro che sparare addosso al portiere romano. La disperazione di Malesani e rivediamo proprio qui il clamoroso errore di Calaiò che stoppa il pallone e fa partire il tiro, nulla di fatto per il Siena che gioca comunque meglio del Chievo e infatti arriva il gol di Reginaldo. Siamo al 29esimo, grandissima la mezza rovesciata del brasiliano che esulta battendosi il pugno sul cuore. Rivediamo questo gol fantastico che rompe così l'equilibrio, tanti i mugugni per i tifosi del Chievo arrivati al Bentegodi, mentre rivediamo il bel gol di Reginaldo. Al 39esimo occasionissima per il Chievo, la traversa a Curci battuto, poi il tiro di Marcolini, ma l'arbitro ha fischiato un fallo e quindi non si può nemmeno parlare di gol annullato. Veramente pericolosa questa azione di Granoce, il Siena rischia addirittura di andare sullo 0-2 con Ghezzal che sbaglia, spara addosso a Sorrentino, nulla di fatto. Si preoccupa ovviamente Di Carlo. Al 48esimo prova allora Bentivoglio che non riesce a colpire bene il pallone di testa e dopo 4 minuti di recupero la partita finisce, il Siena vince, grande la festa per Malesani.